Buongiorno a tutti, Valdo TV 361. Oggi si parla di sicurezza personale. Dopo la sigla. E ci troviamo in studio con Luca Bertoncello e Cristian Baggio, che sono venuti a trovarci come quasi ogni anno, ormai è una tradizione. E appunto si parla di Winsu Academy, di sicurezza personale, di difesa personale, ma anche qualcosa di più, perché quest'anno c'è una novità. Sì, esatto, c'è una novità che la teniamo però appunto per dopo e innanzitutto partiamo con sì, una piccola reintroduzione, anche se ormai appunto ci conosciamo da un po' e intanto ti ringraziamo per l'invito anche questa volta. Io sono appunto, come detto, Sifu Luca Bertoncello, coordinatore nazionale Vincent Academy, coadiuvato dal collega Sifu Cristian Baggio invece che è il coordinatore regionale. La nostra accademia nasce nel 1992, quindi ci tengo molto a precisare questa cosa, e perché? Perché la storicità di un'accademia dà anche il valore, dà anche, diciamo, la serietà di un'accademia in questo ambito, perché comunque una struttura che è presente da tanti anni, così sicuramente è sintomo, diciamo, di garanzia, ok? Quindi è sinonimo di garanzia, più che sintomo, è sinonimo di garanzia. Quindi è molto molto importante da far presente questa cosa. Il fondatore della nostra accademia, di cui dopo parleremo un po' meglio, è Grandmaster Paul Tang, che appunto nel 92 ha diciamo, ideato e strutturato questa organizzazione a fianco di Master Milian Pons, che è l'attuale referente responsabile europeo, coordinatore europeo. Ok, quindi diciamo siamo strutturati in maniera molto capillare sia a livello mondiale, europeo e nazionale. Chiaramente io e Sifu Baggio ci concentriamo di più sulla parte nazionale e sviluppiamo quello che è il sistema Vinson. Infatti l'accademia si chiama appunto Vinson Academy, che è una disciplina che ricordo essere una disciplina cinese che fa parte, diciamo, del mondo del Wushu o del Kung Fu, a seconda di come si può porre, diciamo, se è più corretto dire Wushu. Kung Fu è più un termine generico, ok? Cinese comunque, quindi nasce dalla Cina, nasce da una monaca guerriera. Ok, la leggenda narra che nasca da una monaca guerriera circa 400-450 anni fa e la cosa interessante è che ricordo è adatta a tutti in quanto non fa uso particolare di forza muscolare, ovvero fa uso però molto molto limitato, fa più uso di forza tendinea, di forza esplosiva, di altre caratteristiche e soprattutto non è acrobatica. Cioè è molto molto essenziale, molto terra terra, diciamo, tra virgolette, e quindi è adatta veramente a tutti, uomini e donne, più minuti o meno minuti, ma è adatta appunto a qualsiasi persona e ha una grande capacità, appunto, come dicevi prima, di essere applicata alla difesa personale. Perché? Perché nasce per questo obiettivo, cioè noi non possiamo pretendere che una disciplina come altre, che adesso non faccio nomi, che sono nate per l'obiettivo di rilassarsi, ok? Per abbiano una capacità di difesa personale, di difendersi in strada, perché non sono strutturate per quello. Magari lo erano un tempo, magari sono nate con quella cosa lì, ma dopo magari si sono portate a un livello di sport, quindi competizione sportiva, eccetera, eccetera, e quindi sono state completamente snaturate dalla loro realtà. Di conseguenza adesso non viene più insegnato nulla per quanto riguarda appunto la difesa della strada. Una caratteristica particolare proprio di questo Wing Tsu, ci vuole agilità, diceva che non serve tanta forza. Qual è il suo carattere? Allora, innanzitutto faccio una premessa. Vinzun nasce ad opera di una monaca, una donna guerriera, nel 1623 si chiamava appunto Enmui. Dopo da lei appunto è stato tramandato la sua allieva diretta che era Invinciun e dopo ci sono stati appunto altri maestri che sono susseguiti, tra i quali appunto Ip Man che ha avuto modo di portare grande divulgazione in questa disciplina. Winsun è una disciplina che non utilizza movimenti enfatizzati o esasperati per una semplice ragione. Primo perché comunque va a creare
delimitazioni nei movimenti attraverso il praticante o la praticante e dopo di che tutto viene strutturato in una certa logica. Questo non vuol dire che sia una disciplina pigra, anzi è molto attiva. Infatti parliamo anche della posizione madre Ijikiema, una posizione strutturante dove si va a strutturare una certa appunto forza strutturale fisica, sia nell'aspetto appunto di equilibrio, ma anche di rafforzamento nelle fasce muscolari. Poi, anche aggiungendo anche un elemento interessante, il tempo di pratica di questa disciplina porta sì che in un tempo breve si può acquisire anche un certo grado di sicurezza. Questo dà un valore aggiunto a chi comunque non ha mai fatto altre attività e vuole iniziare un suo percorso. Una disciplina quindi finalizzata con anche della tradizione, con una certa attenzione alla tradizione. Certamente si basa soprattutto sulla tradizione, nel senso che, come ho detto prima, l'Accademia nasce nel 92 e da quell'anno di nascita, ma molto prima, attraverso diciamo, l'allenamento e la mentalità del nostro maestro, va a portare avanti quella che è la fiamma, ok? Quella che è portare avanti la fiamma della tradizione, è importante. Perché? Perché a volte noi ci dimentichiamo, che sia adesso nel Winston, che sia comunque nella nostra storia, da dove proveniamo, molto spesso ci dimentichiamo e dobbiamo ricordarci che se siamo qui oggi lo dobbiamo anche a chi c'era prima. Ok? Quindi noi abbiamo, diciamo, questo, tra virgolette, dovere anche di portare avanti la tradizione, perché parlo per le arti marziali tradizionali cinesi, in questo caso nel Winston, c'è gente che ha dedicato la propria vita interamente per farci conoscere questa disciplina. Se queste persone a un certo punto avessero deviato dal loro percorso e fossero andate a fare qualcos'altro, ok, non ci sarebbe arrivata. Quindi dobbiamo essere molto consapevoli di questa cosa, ok? Ripeto, sia nel Winston sia anche a livello generico, diciamo, i nostri genitori, io adesso parlo per quanto riguarda la tradizione marziale. Quindi sì, arriva da una certa tradizione che tra l'altro fa anche collegamento con le tre filosofie orientali più importanti, cioè il confucianesimo, il taoismo e soprattutto il buddismo. Ho nominato apposta filosofie perché tante volte veniamo mal interpretati. Per praticare Winston non bisogna essere buddista. Tante volte mi dicono non bisogna essere buddista. Utilizza dei concetti che ci arrivano dal buddismo come filosofia, dal taoismo e dal confucianesimo. Dal buddismo, ad esempio, ci arriva la parte che appunto è nato in un monastero buddista, quindi comunque ha a che fare con quel lato lì. Dal taoismo ci arriva più dal lato tecnico, perché comunque non è una disciplina dura e non è una disciplina morbida, ma è l'unione delle due. Quindi è quella linea che va a unire il Tao, se vogliamo essere un po' più tecnici, no? E quindi fa capo e bisogna capire un po' almeno i principi di Yin e Yang, perché se non si capiscono questi principi è un po' difficile da applicarlo a livelli, diciamo, un po' più alti. Dopo a livello iniziale, ok, ma se si vuole comprendere un po' di più bisogna conoscere anche questi principi. La parte confuciana invece per quanto riguarda la gestione, diciamo, di un gruppo che rappresenta anche la gestione della società, con l'uso delle regole, l'uso del rispetto, eccetera, eccetera. Noi chiaramente lo applichiamo nel gruppo, nel nostro piccolo di allievi, ma cerchiamo anche attraverso delle collaborazioni per quanto riguarda sia la difesa donna, che dopo ne parliamo un attimo, sia però anche per quanto riguarda le lezioni ai giovani a livello scolastico, a livello di associazionismo, su associazioni appunto che hanno a che fare con i giovani, di far riaffiorire una mentalità di rispetto, perché una cosa che si sta molto perdendo in questi ultimi tempi è, diciamo, il rispetto reciproco tra le persone, sia tra i giovani sia tra gli adulti, proprio alla fine i giovani sono lo specchio degli adulti, cioè a volte dovremmo anche noi metterci e dire sì, ma se loro sono così, un motivo c'è, ok? Perché alla fine sono il nostro specchio e saranno quello che un domani ci troveremo negli ospedali a doverci curare, eccetera. Saranno questi giovani, quindi dobbiamo pensare anche a quello. Non è il fatto di fregarsi e dire ok, adesso ce ne freghiamo, tanto no, poi dopo questi qua ce li troviamo, questi ragazzi, quindi è bene che siano educati in maniera corretta. Quindi sì, fa capo a molte tradizioni, quindi è molto importante da capire questa cosa. Luca proprio accennava al vostro corso particolare, il Viper, che è un corso un po' più specifico. Viper è un'estrapolazione della disciplina madre Wing Chun. E qual è la particolarità di questa
di questo programma che è stato ideato dal nostro caposcuola Grandmaster Paul Tang. Ci tengo a dirlo perché comunque il nostro caposcuola non è solo il fondatore della nostra accademia, ma soprattutto è un grande studioso per quello che comunque riguarda non solo la disciplina madre Wing Tsun, ma anche poi per questo programma. Questo programma struttura dei metodi attraverso una teoria e pratica, attraverso il quale le partecipanti che si apprestano a partecipare ai corsi gratuiti, e sottolineo questo che svolge la nostra accademia da diversi anni, collaborando con molte amministrazioni in molte regioni italiane, e per dare appunto un maggior senso di sicurezza. Il tutto viene strutturato attraverso delle spiegazioni che siano atte a dare una attenzione a quello che è comunque il gelo mentale. Il gelo mentale è soprattutto l'aspetto essenziale da ricordare, cioè il motivo per cui appunto si blocca in una situazione di aggressione. Quindi si specifica quali sono appunto le possibili casistiche, una possibile situazione di trazione al polso o una presa alle spalle, quindi varie tipologie, analizzarle, specificare come possono avvenire e come si può intelligentemente superarle. Infatti ci sono appunto degli elementi che vengono poi spiegati attraverso le lezioni che vengono svolte, che adattamento, improvvisazione, superare uguale vincere. Adattamento significa conoscere la situazione, improvvisazione, capire la soluzione più intelligente da attuare al momento, superare, uscirne indenni. Vincere vuol dire portare appunto la propria sicurezza a un livello totale. Ovviamente quando noi sviluppiamo questi programmi specifichiamo subito che questo porta sì ad aumentare un senso di sicurezza, ma non è questo che deve bastare a chi comunque si appresta. Infatti notiamo, e questa è una cosa che ci fa molto piacere, che poi dopo chi partecipa segue poi un percorso anche di pratica nella disciplina madre Wing Tsun, perché vuole comunque ricercare non solo la sicurezza, ma anche un percorso anche filosofico, culturale, anche per conoscere anche la disciplina e poi anche avere maggior attitudine verso una sicurezza propria e anche di confronto verso gli altri. Quindi, diciamo nella pratica, come funziona? Cioè voi andate o l'amministrazione viene da voi, a chiedere, a proporre un corso, e questo corso parte a prescindere dal posto? Ma diciamo che allora all'inizio andavamo noi, devo dire che negli ultimi anni ci vengono sempre più spesso a cercare le amministrazioni, questa è una cosa che ci dà molta soddisfazione, nel senso che comunque significa che stiamo operando bene nel territorio, operiamo bene nel sociale, eccetera, eccetera. Vado appunto a ricordare che questi corsi sono gratuiti per le partecipanti e che noi come persone fisiche non prendiamo nessun rimborso spese. E quindi per quanto riguarda sia i comuni, le amministrazioni un po' più vicine, diciamo, al nostro territorio, che per quanto riguarda quelle più distanti, ad esempio quest'anno, insomma, tra quest'anno e l'anno scorso siamo stati anche a Napoli, a Bari, abbiamo collaborato con i comuni di Napoli e Bari, quindi cominciamo a entrare anche in un contesto abbastanza visibile Più di nazionale? amministrazioni, chiaramente, no? Senza nulla togliere a quelle un po' più piccole, diciamo, ecco, nella quale siamo sempre presenti. Ad esempio con Muffolente ormai è da 6 anni che ogni anno facciamo sempre questo pacchetto di lezioni. Chiaro che se siamo in un comune vicino riusciamo a fare un pacchetto di 3-4 lezioni gratuite, se dobbiamo andare a Bari facciamo una lezione intensiva, quindi invece di fare un pacchetto facciamo un weekend intensivo di 3 ore in cui diamo comunque questa infarinatura, chiaramente più compresso per ovvi motivi, insomma, ovviamente non è che possiamo andare una volta a settimana per andare a Bari a fare la lezione, no? Ad esempio. Però comunque, ripeto, sì, sono soddisfazioni perché cominciano a cercarci anche loro. È una bella cosa perché sì, significa che stiamo facendo il giusto percorso, quindi stiamo andando avanti bene, con onestà, con rispetto reciproco e creando anche delle situazioni interessanti, anche di sviluppi futuri, insomma, con questa amministrazione. È una bella cosa. E prima abbiamo accennato al Gran Maestro, Paul Tang. Com'è nata Wing Tsun grazie al Gran Maestro? Allora, Grandmaster Paul Tang, oltre a essere un grande appunto percursore delle arti marziali, perché comunque ha più di 35 anni di esperienza marziale, è sempre stato
molto prestato al conoscere quello che comunque non solo anche quello che si struttura nelle arti marziali, ma anche a ricercare, quindi un grande ricercatore, come dicevo prima, studioso. Difatti, attraverso viaggi che ha fatto nel corso degli anni, ha girato molti continenti appunto a livello internazionale, Cina e altri, Stati Uniti e altri ancora. Quindi si è spostato molto spesso per avere possibilità di conoscere, di capire e di andare a fondo a quello che comunque sono le discipline, facendo anche grandi sacrifici. Ci tengo a dire questo perché comunque tante volte chi vede la nostra accademia vede appunto un'accademia storica che ha più di 32 anni di attività e ben strutturata, però c'è anche da considerare chi ha messo in piedi tutto quanto, quindi chi ha dato fondamento a tutto questo. Come dicevo, Grandmaster Paul Tang, dopo i suoi studi e quindi le sue conoscenze, attraverso appunto la conoscenza della disciplina appunto madre Wing Tsun, ha fondato nel 92 la Wing Tsun Academy, un'accademia che appunto ho avuto, e come anche il mio collega Sifu Luca, di conoscere poi nel seguito negli anni, che non solo divulga quello che è la disciplina, le spiegazioni e quello che è un contesto e anche i programmi Viper, ma soprattutto dà possibilità di capire quello che nel corso del tempo ha sempre dimostrato, non si è mai fermata. Voglio fare anche un'altra citazione anche a Master Miriam Pons perché ricordiamo sempre che a livello appunto internazionale è una delle poche donne che può considerarsi con questo titolo. E soprattutto perché comunque questo va anche a far capire quanto anche valore ha della nostra accademia. Quindi il nostro caposcuola che ha dato appunto la sua conoscenza per porla in opera, infatti anche i nostri stage quando vengono appunto strutturati ci sono appunto le situazioni che si vanno a concretizzare e allievi anche che si apprestano a conoscere per la prima volta rimangono sempre stupiti non solo la sua capacità tecnica, che è straordinaria, ma anche la sua grande conoscenza. E arriviamo alla novità di adesso. Appunto, il maestro recentemente ha pubblicato il libro Il canto del metallo. Di cosa parla il libro? Che cos'è? Allora, questo è il primo libro presentato e scritto da Grandmaster Paul Tang direttamente. Diciamo che parla prevalentemente della storicità, cioè quello che ho presentato prima, ad esempio, sulle tre filosofie, Sì. quindi il collegamento con le tre filosofie, la storicità c'è una sezione molto ampia di quello che appunto è la fase sia leggendaria sia storica dello sviluppo e creazione e sviluppo e quello che è stata il proseguimento della maturazione del sistema Vinson. Quindi c'è una grossa parte della storicità, c'è una bella fetta in cui si parla appunto delle filosofie che fanno da supporto al Vinson, con tutti i relativi collegamenti, quindi si narra un po' di quello che è un'introduzione alle filosofie, perché altrimenti servirebbero tanti tomi per riuscire a fare una presentazione completa di tutte e tre le filosofie, quindi si presenta quello che è a livello basico le filosofie, ma soprattutto il collegamento che hanno con il Vinson. Quindi si comprende appunto quella cosa lì. Poi c'è una parte chiaramente di presentazione della disciplina, e questo diciamo non è un libro tecnico, non ci sono figure in cui si imparano le forme o quant'altro. È un libro, diciamo, culturale, è un libro in cui sia una persona che pratica, sia un allievo, sia una persona curiosa può avere molte chiavi di lettura e molte ispirazioni per ulteriori ricerche presso di noi o presso altre fonti, quindi altri libri. È un libro molto molto interessante. Lo facciamo anche vedere magari in telecamera, diciamo. Non è enorme, ma a volte si pensa che un libro grande abbia più informazioni, in realtà qui dentro ci sono una marea di informazioni. È molto molto, come si dice, molto compresso. Ok, va studiato, non è un libro da leggere, si può dare anche una letta veloce, ma andrebbe studiato. E lo stiamo presentando un po', lo si trova, anticipo già, lo si trova comunque tramite la nostra accademia o comunque si trova un po' in tutti gli store anche online.
quindi lo si può trovare tranquillamente in qualsiasi, i tre principali store online lo si trova. Adesso cominceremo anche a vedere di presentarlo magari in qualche libreria, quindi se magari c'è qualcuno che vede questo video, qualche libreria interessata, possiamo anche presentarlo in quel contesto, volentieri. E quindi pian pianino lo facciamo conoscere. Sarà il primo perché ce ne sono già degli altri in sviluppo, tra cui uno che penso di poter anticipare, insomma, che riguarda proprio il Viper. Quindi ci sarà un libro proprio dedicato al Viper. Dedicato. Esatto. E quello sarà un libro anche un po' più tecnico, chiaramente. E dopo ci saranno degli altri testi che usciranno un po' più tecnici sul viso. Diciamo che questo è il primo per tutti, mettiamola così. Studiosi di Vince o no, è un po' per tutti, ecco. Quindi anche per una persona che non ha mai praticato può essere di esperienza. La cosa interessante è che in Italia devo dire che io ho intraletto anche qualche altro testo sulle discipline marziali, tradizionali, eccetera. Devo dire che come completezza e come precisione, dettagli del testo, direi che siamo al top in Italia. Quindi possiamo dire che avere il libro e dopo magari fare anche il corso Sì. sia un completamento di tutto. Certo. Diciamo che è una chiave che ti dà, come ho detto prima, ti dà delle ispirazioni molto importanti. Perché trovi dentro questo testo, trovi molte, molte ispirazioni. Ed è quello, secondo me, l'importante di un primo testo, che ti dà l'ispirazione per andare a fare anche delle tue ricerche. Dopo chiaramente ci sono un sacco di informazioni, ma ti dà anche tante ispirazioni. È molto, molto utile per quello. La gente, adesso che l'abbiamo incuriosita, Mhm. dove vi trova per sapere, per avere Certo. informazioni? Allora, noi intanto ci tengo a dirlo, abbiamo il nostro sito che è molto esaustivo con tutte le informazioni utili, che è il seguente: www.bta-i.org. Ci sono appunto le informazioni tecniche e anche quello che comunque riguarda la storia del nostro caposcuola, parla anche della disciplina, quindi anche del Viper, quindi sono delle nozioni molto utili che consiglio appunto di consultare. Poi abbiamo la nostra fanpage che è Vinzun Academy, e quindi anche in questo caso è più aggiornata perché ci sono informazioni anche video, possono essere utili. Poi sia il mio collega Luca è presente in Facebook con Sifu Luca Bertoncello e anch'io in Facebook con Sifu Cristian Baggio. Chi ci consulta può contattarci direttamente per sapere dove sono le nostre sedi. In Veneto siamo praticamente in diverse località, nella zona sia del Padovano e Trevigiano e anche nel Vicentino, quindi siamo ubicati un po' dappertutto. Questo anche, ci tengo a dirlo, anche per un motivo anche di non solo di strutturazione ma anche di completezza anche delle informazioni, ecco. Quindi ci contattano, possiamo dare tutte le informazioni utili e dopo chiaramente la cosa che consiglio è sempre curiosità, educazione e rispetto. Benissimo, quindi ringraziamo Luca Bertoncello e Cristian Baggio e noi ci rivedremo ancora L'anno prossimo. l'anno prossimo.